Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Sette indagati per la tragedia del Raganello, ipotizzato l'omicidio colposo, Facciolla è solo il primo atto. Lettera appello del Vescovo di Reggio Calabria al Ministro della Salute Giulia Grillo, il commissariamento afferma sta creando danni. La Regione finanzia 23 milioni di euro complessivi per interventi infrastrutturali sull'acquedotto Abate Marco, il progetto presentato a Catanzaro. Ancora una voragine in pieno centro abitato a Vibo, sgomberato un bed and breakfast, 8 le persone evacuate. Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nella notte a Cosenza, sarebbe un clochard. A Palmi, l'ergastolana novantenne Giuseppa Morgante e suo figlio sfrattati dall'immobile confiscato alla Cosca Gallico, lo stabile diventerà sede del commissariato. Il governatore Oliverio a Taurianova per la festa dell'Unità ha affrontato l'argomento dei sindaci che sostengono la sua candidatura alle prossime regionali. Ben ritrovati dalla redazione del TG10 per questa nuova edizione del nostro TG. In primo piano la tragedia del Raganello, ci sono 7 indagati. Oggi il procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla li ha incontrati. Vediamo. 7 indagati e potrebbero non essere gli unici nell'inchiesta che la Procura di Castrovillari ha aperto dopo la tragedia del 20 agosto, quando a Civita 10 persone sono morte per un'ondata di piena nelle gole del torrente Raganello. La Procura ipotizza i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, inondazione colposa ed omissione di atti d'ufficio. Indagati i sindaci di Civita, San Lorenzo Bellizzi e Cerchiara, il presidente del Parco Nazionale del Pollino, un dirigente dei Carabinieri Forestali e 2 guide. Il procuratore ha annunciato nuovi rilievi nelle gole. È importante perché quello che verrà raccolto in termini probatori dal collegio di consulenti è prova, quindi verrà utilizzata poi nelle fasi successive quali esse saranno, ma sarà utilizzato questo materiale come materiale probatorio e non meramente indiziario. Le gole resteranno ancora e a lungo chiuse. L'accaduto sarà ricostruito grazie alla realtà virtuale. Attraverso tecniche elaborate con ovviamente l'ausilio informatico, ma una serie di rilievi in campo, rilievi molto complessi, che partono dalla verifica dello stato dei luoghi a una serie di calcoli, di esami proprio scientifici che farà il collegio di consulenti che ho incaricato, con riproduzione dell'evento in modo virtuale. Si spera così di poter fare piena luce sull'accaduto per dare risposte concrete alle famiglie delle vittime e anche a chi si è salvato, ma ricorderà per sempre quella terribile giornata. È un'esperienza che l'ho rivissuta attraverso il narrato che hanno fatto, perché abbiamo sentito tante persone che erano lì in quel momento e assicuro che è un racconto davvero allucinante, insomma. Gli indagati da parte loro si dicono estranei alle responsabilità e vogliono collaborare con la Procura. Noi stamattina vogliamo portare rispetto al lavoro della Procura, peraltro voglio dirlo, abbiamo molto apprezzato il fatto che tutte le persone indagate abbiano ricevuto prima l'avviso di garanzia, prima che magari venisse reso, come capita spesso altrove, pubblico diversamente, e soprattutto abbiamo anche apprezzato stamattina l'approccio che per quanto ci riguarda è un approccio di forte costruttività a collaborare, perché la ricerca delle responsabilità, ma soprattutto fare piena luce su tutto quello che è accaduto nelle gole del Raganello è un interesse generale e soprattutto per il rispetto che dobbiamo portare alle tante persone che hanno perso la vita quel tragico 20 agosto.
Cambiamo argomento, la sanità, c'è una lettera appello del Vescovo di Reggio Calabria, Monsignor Morosini, al Ministro della Sanità Giulia Grillo. Il commissariamento, dice il Vescovo in questa missiva, sta creando molti danni. Vediamo. La sanità in Calabria è un dramma, a scriverlo con una lettera inviata al Ministro della Salute Giulia Grillo. Non è un politico, non è un medico, non è un sindacato di categoria, ma l'Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria, Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, il quale punta l'indice sul commissariamento che, afferma nella lunga missiva, sta creando danni piuttosto che offrire soluzioni. I tagli dei piccoli ospedali di periferia, continua il presule, non sono compensati dal servizio degli ospedali pubblici dei grandi centri. Lo dimostrano le lunghe attese per analisi cliniche e le file ai vari pronto soccorsi, dove regna il caos, con ammalati che devono sostare ore e ore su sedie prima di essere ricoverati. Secondo Monsignor Morosini, inoltre, i tagli alla sanità privata hanno gettato sul lastrico piccole realtà specialistiche dotate di attrezzature modernissime, una situazione che rischia di compromettere il diritto alla salute. Gli imprenditori delle piccole realtà assistenziali sono costretti a chiudere e arrivano i primi licenziamenti. Insomma, sottolinea il Vescovo, a pagare le conseguenze delle scelte operate in sanità sono i malati costretti ai necessari viaggi della speranza. Signor Ministro, conclude, mi sono voluto fare interprete del disagio della gente, della quale sono guida spirituale e che spesso mi rimprovera perché come vescovo ancora non ho fatto sentire la mia voce in loro difesa. Il ministro ascolterà le parole del presule? Vedremo. Presentato il progetto cantiere Abate Marco, la Regione finanzia 10 milioni di euro per lavori infrastrutturali sulla condotta adduttrice e sulle 13 reti comunali, interventi che consentiranno di ridurre le perdite idriche, i particolari nel nostro servizio. Quante volte rubinetti a secco a causa di rotture all'Abate Marco, un acquedotto che serve la città di Cosenza e altri 24 comuni dell'Interland, completato alla fine degli anni '80. Una rete di quasi 200 chilometri di condotte che però mostra i segni del tempo. Adesso però le cose dovrebbero cambiare. C'è infatti un progetto che prevede da un lato lavori infrastrutturali per 10 milioni di euro sulla condotta adduttrice e per quasi 13 milioni di euro sulle reti comunali dei 25 comuni serviti dall'acquedotto. Il progetto cantiere Abate Marco è stato illustrato all'assessore regionale alle infrastrutture Roberto Musmanno, che ha convocato a Catanzaro i sindaci, il commissario Sorical Luigi Incarnato e il commissario dell'autorità idrica della Calabria Domenico Pallaria. Questa amministrazione regionale ha deciso di intervenire in maniera più organica e soprattutto strutturata per poter fare del progetto Abate Marco quello che era dipinto a una criticità, farlo diventare una sorta di opportunità. Nello specifico, i lavori infrastrutturali consentiranno di ridurre le perdite idriche sulla rete dei comuni. Da un punto di vista amministrativo si prevede il censimento delle utenze, l'installazione di nuovi contatori e la fatturazione bimestrale e riscossione di crediti con il supporto di Sorical, al fine di ridurre gli allacci abusivi e la morosità che pone la Calabria maglia nera rispetto alle altre regioni. Con questo progetto, ha affermato il commissario Incarnato, si mette insieme una sinergia capace di riassumere i segmenti tra grande adduzione, distribuzione e fatturazione per eliminare le problematiche che vedono in forte difficoltà Sorical e i comuni. Lo scopo è di ottimizzare il sistema di erogazione dell'acqua, ridurre al minimo le perdite e attivare una fatturazione bimestrale a regime affinché gli utenti non vengano gravati di pagamenti troppo elevati. Ci spostiamo a Vibo, ancora una voragine in pieno centro, è stato necessario evacuare un B&B, sgomberate 8 persone, vediamo. Ancora una voragine in pieno centro scuote Vibo Valencia. L'area è quella di via Milite-Ignoto, non molto distante da quella via Carlo Parisi dove un altro cratere si era aperto circa 2 anni fa. Siamo nel pieno centro della città di Vibo Valencia, all'incrocio tra via Milite-Ignoto e via Terravecchia. Questo è il punto in cui si è creata la situazione di allarme, una condotta che perdeva e negli anni ha scavato
andando a collegarsi con la galleria profonda. Il risultato è quello che stiamo vedendo. La situazione è a rischio, al punto che il bed and breakfast è stato fatto sgombrare. Dalla struttura sono state fatte evacuare 8 persone. Situazione a rischio anche nella villetta più in basso, così come è stato chiuso uno studio medico qui presente, mentre le ruspe sono in azione per scavare l'intero percorso di gallerie sottostanti con quel canale di scolo, lo stesso che era stato all'origine del crollo in via Parisi. Il comune si è subito attivato con l'assessore ai lavori pubblici che segue personalmente l'evolversi della situazione. È stato predisposto un intervento tempestivo, anche se qui si tratta di un problema che esiste da tempo in questa zona. Sì, sappiamo bene, e anche reduci dal fatto dell'intervento fatto in via Carlo Parisi, che comunque vive attraversato da questo canalone, da questa galleria dove una volta confluivano le acque miste di tutto il territorio. Però è anche vero che spesso le scarse risorse economiche non ci permettono di fare interventi preventivi, quindi qua siamo intervenuti rapidamente a seguito di uno sprofondamento di un tratto di marciapiedi. Abbiamo riscontrato che questo sprofondamento era dovuto ad una perdita idrica che di fatto accelerava un fenomeno di erosione e a diversi collegamenti provenienti da alcune abitazioni che scaricavano, a parere mio, in maniera del tutto anomala all'interno di questo canalone e che hanno contribuito a questo fenomeno di erosione. La necessità di evacuare i lavori, quanto tempo si prevede? La necessità di evacuare è nata soprattutto da una diffida che è arrivata da parte dei vigili del fuoco, che a seguito di un sopralluogo hanno ritenuto opportuno procedere all'evacuazione dell'edificio. Di fatto non c'erano segni evidenti di fessure nell'edificio, né esterne né interne, però si è ritenuto opportuno evacuare. I lavori non avranno una durata lunga, spero che nel giro di massimo 4-5 giorni sarà tutto risolto. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo di 40 anni di origine polacca è stato trovato la scorsa notte lungo una strada di Cosenza. Secondo i carabinieri che hanno avviato le indagini potrebbe trattarsi di un clochard. Sul corpo dell'uomo la procura ha disposto l'autopsia. Vediamo. È qui, in quest'area transennata dal nastro apposto dai carabinieri, che questa notte è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di nazionalità polacca, forse un clochard di 40 anni, senza fissa dimora, trovato in evidente stato di decomposizione dai militari, allertati da una telefonata anonima giunta ai centralini intorno alla mezzanotte. Siamo nei pressi dell'ex cartiera Bilotti, in via Giuditta Levato, e qui tra i cespugli alle spalle della cabina elettrica c'era evidentemente la dimora dell'uomo. Vedete, ci sono dei materassi e alcune coperte per ripararsi dal freddo. Vicino al giaciglio anche alcuni cartoni e un paio di scarpe da ginnastica. Poco distante un cumulo di rifiuti, alcuni brick di vino. L'uomo aveva addosso i documenti, ma al momento non sono state rese note le generalità. Il ritrovamento è stato effettuato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Cosenza e sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco per le operazioni di recupero del cadavere. I militari hanno avviato le indagini per capire se si tratti di morte naturale. Sarà l'esame autoptico disposto dalla procura di Cosenza a stabilire le cause del decesso. Intanto i militari stanno ascoltando alcuni senza tetto per capire se conoscevano il quarantenne e se negli ultimi tempi avevano notato qualcosa di sospetto. C'è da dire che al momento del ritrovamento del cadavere nessuno degli altri clochard, che sono soliti accamparsi nella zona, era nei paraggi. A Palmi adesso, dove l'ergastolana novantenne Giuseppa Morgante e suo figlio sono stati sfrattati dall'immobile confiscato alla Cosca Gallico. Lo stabile diventerà sede del commissariato. Vediamo. Lo scorso 10 luglio a Palmi era arrivato anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini a sancire il passaggio del bene confiscato alla Cosca Gallico, una palazzina di 4 piani dove dovrà sorgere il nuovo commissariato di polizia. Ma a rovinare la festa al ministro e a tutte le cariche istituzionali presenti per l'occasione era stata una 92enne ergastolana, Giuseppa Morgante, e il figlio Carmelo Gallico di 43 anni. L'anziana era stata mandata ai domiciliari per motivi di salute proprio nel
palazzetto confiscato dallo Stato alla Cosca, dove madre e figlio ci vivevano. L'anziana ergastolana è ancora considerata un elemento di spicco del clan gallico. Ora per i due è arrivato il trasloco obbligatorio, sfrattati da quel fortino, un tempo base del clan 'ndranghetista palmese. Questa mattina è stato eseguito un provvedimento con cui la signora che abitava al primo piano è andata via e quindi da oggi questa struttura confiscata è libera da persone e da cose. Noi abbiamo già iniziato un iter progettuale per la ristrutturazione dell'immobile ai fini del commissariato DPS e quindi da oggi questa procedura, come è ovvio, subirà una forte accelerazione. Perché allora noi oggi siamo qui? Questo risultato è stato possibile grazie alle persone che qui sono con me. Comandante provinciale Carabinieri, comandante provinciale Guardia di Finanza, non c'è il questore, c'è il vicequestore, ma ringrazio di cuore il questore per l'opera che ha fatto, il commissariato di PS di Palmi, c'è il commissario qui presente, il sindaco di Palmi, cioè tutte le forze di polizia che hanno agito perché si è ricreata come sempre, ma si stringe sempre di più lo Stato rispetto a determinate sfide e questa sfida oggi è stata vinta. A Nicotera entrano in casa di un ultra novantenne che vive da solo e dopo averlo minacciato con un coltello gli rubano la pensione di circa 800 euro per poi dileguarsi. È accaduto, lo dicevamo, nel Vibonese a Nicotera. I banditi, che erano due, hanno forzato la porta d'ingresso e si sono introdotti nell'abitazione dell'anziano che li ha colti sul fatto dopo aver sentito rumori sospetti. L'anziano però con metodi violenti è stato ridotto all'impotenza, ha raffato il bottino, i due si sono allontanati e a quel punto il pensionato ha potuto lanciare l'allarme. Sul posto si sono recati i carabinieri che hanno dapprima soccorso l'uomo sotto shock per quanto era avvenuto ed hanno poi avviato le indagini nel tentativo di risalire all'identità dei due rapinatori. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Ha perso il controllo dell'auto finendo in un burrone. L'incidente sulla strada statale 616 questo pomeriggio. A perdere la vita Francesco Palermo, 81 anni, originario di Colosimi. L'uomo è morto sul colpo. A dare l'allarme agli automobilisti in transito sulla statale. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e operatori dell'ANAS. Un panificio è stato sequestrato dai carabinieri forestali in contrada Ciavola a Cosenza. I militari, allertati dal fumo maleodorante emanato dal locale, hanno effettuato un controllo scoprendo che vecchi mobili venivano utilizzati per la combustione. Nel corso dell'ispezione è stata inoltre accertata la presenza di una impastatrice contenente l'impasto di 200 kg di farina negli stessi locali in cui erano i rifiuti, denunciati il titolare del forno e un operaio. Due fratelli di 55 e 52 anni, titolari di aziende agricole, sono stati denunciati dai carabinieri. I militari hanno scoperto lo scarico illegale di 60 metri cubi di rifiuti zootecnici lasciati a contatto diretto con il suolo, in violazione di quanto previsto dalle norme a tutela dell'ambiente. Un incendio di sterpaglie si è propagato questa mattina interessando la periferia di Conflenti, vicinissimo ad alcune abitazioni e alla strada. Tanta la paura sul posto, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile impegnati a spegnere il rogo, disagi per la circolazione. Nel Cosentino, a Spezzano della Sila, dove il sindaco dice la caserma dei carabinieri deve restare nel nostro territorio e presenta un progetto. Sentiamolo, Salvatore Monaco, ai nostri microfoni.
Abbiamo chiesto un incontro urgente al prefetto, nonché abbiamo fatto un appello a tutte le istituzioni regionali, al Presidente della Regione, a tutti i parlamentari di ogni colore politico, affinché ci diano una mano per risolvere questa questione. Non è possibile che in Calabria le stazioni dei Carabinieri vengano chiuse. Stiamo conducendo questa battaglia e chiediamo l'aiuto di tutti, anche perché il territorio ha bisogno di presidi di sicurezza, il territorio ha bisogno di una presenza costante delle forze dell'ordine. La nostra caserma, la stazione dei Carabinieri di Spezzano Sile, è una delle prime qua sul territorio della Presila, risale a fine 800, quindi anche nella popolazione c'è molta preoccupazione rispetto a questa vicenda. A Taurianova adesso, dove il governatore Mario Oliverio ha partecipato alla festa dell'unità e ha parlato del sostegno dei sindaci alla sua candidatura per le prossime regionali. Vediamo. Il presidente della regione Mario Oliverio ieri sera a Taurianova ha inaugurato la festa dell'unità organizzata dal locale circolo del PD, ma l'apertura dei dibattiti della festa è stata anche l'occasione per il governatore per fare il punto sulla questione dei 210 sindaci calabresi che sosterrebbero la sua candidatura nelle prossime elezioni regionali. I sindaci sono i protagonisti del governo locale, quindi valutandomi non potrei che dare un voto positivo. Abbiamo lavorato in questi anni partendo da una situazione non semplice, da una situazione difficile, perché come io ricordo sempre la Calabria, a differenza di altre regioni, anche di regioni vicine a noi come la Basilicata, la Puglia, ha accumulato nel corso di decenni ritardi enormi. Noi siamo partiti con gli stivali nel fango perché quelli che ci hanno preceduto purtroppo non hanno affrontato, nemmeno tentato di affrontare i problemi gravi di questa terra, e abbiamo messo la regione su un binario di recupero serio, concreto in tutti i campi, come la stessa Svimez ha rilevato di recente. Abbiamo invertito un trend negativo per quanto riguarda la crescita, le attività relative a settori importanti come il turismo, l'agroalimentare, i servizi, l'organizzazione dei servizi, e naturalmente c'è tanto da fare. Adesso, attraverso l'utilizzazione delle risorse comunitarie che abbiamo programmato, stiamo dando un'accelerazione a questo processo, a questo percorso. E adesso la pagina dello spettacolo con il concerto degli Avion Travel a Catanzaro, grande successo per il secondo appuntamento di settembre al parco. Vediamo. Apri gli occhi per favore, proverò ad incantarti solamente per le prossime 2 ore. La musica pop jazz degli Avion Travel incanta il numeroso pubblico del settembre al Parco della Biodiversità a Catanzaro. Vincitori del Festival di Sanremo del 2000 con il brano Sentimenti, gli Avion Travel hanno proposto i pezzi contenuti nel loro ultimo lavoro musicale intitolato Privé. Le loro sono canzoni che resistono all'usura del tempo, cambiano i tempi, ma i testi della piccola orchestra degli Avion Travel sono sempre attuali, brani che ambiscono a smuovere il cuore e il pensiero. Gli Avion hanno vissuto alterne vicende, piacevoli, dolorose, ognuno di noi ha dato vita ad altri progetti. Dopo più di 10 anni ci siamo ritrovati con un disco di inediti, Privé, che è stato pubblicato a maggio e che suoneremo integralmente stasera insieme a parte del repertorio storico che il pubblico che ci viene a far visita si aspetta di ascoltare. Grande successo dunque per il secondo appuntamento inserito nel cartellone di Settembre al Parco, evento storicizzato che mira a valorizzare il parco e l'intera città di Catanzaro. Essere qui per noi è una cosa molto importante, avere un pubblico così che viene ad ascoltare il nostro nuovo repertorio è una cosa molto emozionante, piacevole, curiosa per capire, per conoscerci, è interessante. Lo sport adesso, in attesa del pronunciamento del giudice sportivo sulla gara Cosenza-Verona, le calabresi di B, Cosenza e Crotone si preparano per i prossimi impegni. Vediamo.
Ancora qualche ora di attesa, il Cosenza conoscerà il verdetto del giudice sportivo in merito alla vicenda legata alla gara non disputata con il Verona. Al di là dello scambio di reclami e controdeduzioni da parte delle due società, il giudice dovrà pronunciarsi sulla base del referto del direttore di gara Piscopo, che al termine del riscaldamento decise di non far giocare la partita per l'impraticabilità di alcune zone del terreno di gioco appena consegnato dopo i lavori eseguiti dall'amministrazione comunale. Due gli scenari: il rinvio della gara o l'assegnazione dello 0-3 a tavolino per il Verona, sentenza comunque appellabile. Intanto si avvicina la seconda trasferta del Cosenza, che sarà di scena sabato a Cittadella contro l'attuale capolista. Ad esaltare l'ambiente rossoblù ci ha pensato Luca Garritano. Il centrocampista cosentino, in un'intervista rilasciata al sito ufficiale, ha dichiarato il suo amore per la maglia e il suo desiderio di giocare con i colori della propria città. Io sono emozionatissimo di vestire questa maglia, che è stata mia fin quando ero bambino, quindi sono un tifoso del Cosenza, un cosentino, e credo sia un onore poter indossare questa maglia. Io sono nato qua, poi a 14 anni sono andato via, sono molto contento della mia carriera fin qui, ma adesso sono ritornato a casa, tra virgolette, e non vedo l'ora di onorare questi colori, di dare tutto me stesso. Per il Crotone una neopromossa in posticipo a Livorno. La formazione di Stroppa dovrà confermare la qualità espressa nella gara con il Foggia. Benali è tra i reduci dell'esperienza della massima serie. È una partita che ci teniamo a far bene, vogliamo continuare la bella prestazione contro il Foggia. Penso che la squadra sta bene, anche se non c'ero settimana scorsa ho sentito che hanno fatto belli allenamenti, la squadra sta preparando nel migliore dei modi, oggi è la ripresa e cercheremo di fare una bella partita. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati al meteo. Dal flusso perturbato atlantico proprio in queste ore si sta estendendo una debole saccatura che poi tenderà a interessare anche la nostra regione, apportando al pomeriggio sera di oggi anche un peggioramento del tempo. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Venerdì inizialmente cielo poco al più parzialmente nuvoloso con piogge residue sulle aree tirreniche. Durante le ore centrali della giornata aumenta la nuvolosità su tutte le zone interne, con possibilità di rovesci e temporali sparsi che potrebbero poi scombinare sul Tirreno cosentino e Ionio Reggino. Temperature in leggero calo nei valori massimi. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Venerdì mari poco mossi, a tratti mosso solo il Tirreno, venti deboli dai quadranti meridionali sul Tirreno, deboli direzione variabile sullo Ionio. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Mete in Calabria. Ci fermiamo qui, è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava e in messi in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.